Non ce l'ha fatta il consorzio Bosco Montello ad aggiudicarsi l'asta per l'acquisto di Ca' della Robinia di Nervesa della Battaglia per la struttura che comprende anche l'ex Disco Palace ed è stata oggetto di un'intricata vicenda giudiziaria. L'offerta più alta, pari a 360.000 euro, è stata quella di una società privata. Un'aggiudicazione tuttavia provvisoria in quanto per legge ci sono ancora 10 giorni di tempo per produrre una nuova offerta. L'asta, svoltasi presso lo studio del notaio Sara Ristori di Conegliano, partiva da una base di 260.000 euro. Erano 7 i soggetti partecipanti all'asta, tra cui il consorzio del Bosco Montello, rappresentato dal presidente e il sindaco di Volpago Paolo Guizzo, dal rappresentante del CDA Denis Michelin e dal direttore del consorzio Levis Martin. Nel 2011 la cooperativa sociale Ca' della Robinia, appena costituita, aveva ottenuto finanziamenti per 3,1 milioni di euro dall'assessorato regionale alle politiche sociali per realizzare una fattoria didattica e centro disabili, come nelle intenzioni del consorzio Bosco Montello se si fosse aggiudicato la gara. I locali all'asta sono quelli dell'ex Disco Palace, che molti ragazzi della destra e sinistra Piave ricordano di aver frequentato tra gli anni '80 a una decina di anni fa, e dell'ex ristorante Lago Turchino, abbandonato anch'esso da oltre 10 anni.